Bene, siamo qui con Stefano da Santo. Stefano, altra partita che conferma che il Montecco Precalcino è un'altra squadra, ha obiettivi seri. Cosa hai visto questa sera di ancora meglio rispetto ad altre volte? Quali sono le tue sensazioni in generale? Beh, devo dire che questa sera siamo riusciti a rimanere in partita. Sapevamo di incontrare una squadra giovane ma molto organizzata, molto attrezzata individualmente, quindi eravamo pronti. Sapevamo che dovevamo stare in partita fino alla fine, sfruttare le occasioni e utilizzare l'esperienza a nostro favore. Ottimo, allora anche questa sera qua è stata, infatti, come dicevi tu, abbiamo visto una squadra giovane ma che insomma dà filo da torcere a tutti, non per niente è stata anche prima in alcune fasi del girone, insomma del campionato ha ricoperto le prime posizioni. La partita è andata sul 2-2, in 40 secondi due gol tuoi hanno diciamo riportato la partita sul 4-2. Quali sono le tue sensazioni? Perché ogni partita che ti vediamo sembri sempre meglio. No, beh, ma questa sera se non mi veniva fatto un passaggio perfetto mica la buttavo dentro, quindi è un lavoro di squadra, il 4 contro 3 è un'occasione da sfruttare, l'abbiamo gestita bene, anche perché eravamo appunto 2-2 con due gol in 40 secondi, non lo so, più o meno, e l'abbiamo tra virgolette chiusa perché poi appunto questi ragazzi del Trissino non mollano mai, potevano comunque avere altre occasioni per riaprirla, ma faccio i complimenti a tutti i miei compagni, allo staff, perché siamo andati su ogni pallina, ci abbiamo creduto, abbiamo messo tutto quanto, dall'esperienza a tutto, insomma, posso dire altro. Sì, questo è quello che colpisce, che io vedo ogni volta, anche quelle volte insomma, che ti ho intervistato io, ogni volta tu metti sempre diciamo, l'accento sul gruppo, no? Magari io tendo più a dire no, se hai fatto i tuoi gol, quando ti ho intervistato ti ho detto te, hai l'esordio che hai fatto, tu metti sempre l'accento sul gruppo, è davvero così unito, è quella forse la forza del Montecco Precalcino quest'anno. Sì, ma è uno sport di squadra, c'è la serata in cui uno può farti 5 gol, ma c'è la serata anche in cui magari uno non è in partita se non c'è un sostegno da parte degli altri, sia dentro che fuori dalla pista, le partite non si portano alla fine, è così. Ognuno deve dare il 100%, da quello che entra a 3 minuti a fare due passaggi, due blocchi, a chi gioca a 50, al portiere che le para tutte, è così. Noi abbiamo questa mentalità e la stiamo portando avanti, penso bene, con grande impegno in settimana e andiamo avanti così fino alla fine, Grazie, chiunque sia il nostro avversario. grazie Stefano.